Giovedì 18 settembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Con Marco approfondiremo i temi che vedremo anche fra poco con i fatti di cronaca che vi raccontiamo e poi andremo a leggere anche i giornali, non solo quelli regionali ma anche quelli nazionali. Cominciamo subito con i fatti di cronaca. Anche ieri purtroppo va registrato l'ennesimo incidente sulla circonvallazione di Catania. Una donna di 29 anni che lavorava all'ASP e ha perso la vita in un incidente che è avvenuto nel tratto di strada su viale Marco Polo. Sono indagini in corso, la procura ha aperto un'indagine e i residenti chiedono anche maggiore sicurezza. Le indagini sono in corso e la procura ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla morte di Silvia Gulisano, 29enne catanese impiegata come operatrice informatica all'ASP di Catania, che ha perso la vita in un incidente avvenuto nelle prime ore della mattina in viale Marco Polo, tratto della circonvallazione di Catania all'altezza del civico 43. La donna è stata ritrovata a terra a poca distanza dal mezzo che guidava, soccorsa dal 118, e morta poco dopo il suo arrivo all'ospedale Cannizzaro per gli esiti di un grave trauma cranico. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e disporrà l'autopsia. Secondo una ricostruzione degli investigatori ci potrebbe essere stato un altro veicolo coinvolto. Se questo fosse confermato, l'inchiesta virerebbe sull'ipotesi di omicidio stradale e omissione di soccorso. Quello della giovane Silvia Gulisano è solo l'ultimo di una serie di incidenti mortali che ha contato 4 morti nelle strade siciliane in pochi giorni. A Messina, all'ospedale Piemonte, non ce l'ha fatta Letterio Liotta, 84 anni, dopo che il 12 settembre era stato investito da un motociclo mentre era a piedi sul viale Boccetta. Ma sono anche tanti gli incidenti mortali avvenuti lungo la circonvallazione di Catania durante gli anni. Lo scorso maggio, a poca distanza dal luogo dell'incidente, dove ha perso la vita Silvia Gulisano, nel tratto che cambia nome e diventa viale Ulisse, una donna di 56 anni è morta dopo essere stata tamponata col suo scooter da un'auto. L'ennesimo grave episodio, dice la presidente del terzo municipio Maria Spampinato, che chiede nuovamente un tavolo tecnico per migliorare la sicurezza dell'arteria stradale, una delle più importanti e trafficate della città. E su questo tema, sulla sicurezza, sulla circonvallazione di Catania, torneremo stamattina a Buongiorno Sicilia, lo faremo con il comandante della Polizia Municipale del capoluogo etneo, Diego Peruga. Ma intanto, Marco, vengo da te per vedere i quotidiani, vedo già il nostro sito Sicilia Web. Partiamo proprio dal nostro sito, Angelo, da Sicilia Web, perché sentivamo anche nel servizio di Orazio Longo quelle che sono le ipotesi per quanto riguarda l'inchiesta dopo l'incidente mortale che c'è stato. Ritroviamo questo sulla nostra pagina del nostro sito Sicilia Web. Silvia muore alla circonvallazione, l'ipotesi è di omicidio stradale. Abbiamo sentito, sappiamo, non è la prima morte che si verifica sulla circonvallazione di Catania. Schianto in scooter, procura apre inchiesta su possibile pirata, la polemica, ennesimo incidente, quel tratto sta diventando un cimitero. Di questo si parla chiaramente anche sui quotidiani e noi andiamo a dare uno sguardo proprio alla prima pagina del tomo di Catania della Sicilia con questo titolo: la foto della donna che non c'è più, si schianta con la Vespa 250, questo leggiamo sul titolo. Giallo sulla causa dell'incidente, non solleva ipotesi, almeno nel titolo, il quotidiano La Sicilia. Viale Marco Polo, morta in ospedale Silvia Gulisano, 30 anni, aperta inchiesta. I vigili indagano per capire se sia stato un sinistro autonomo oppure appunto causato da altro veicolo. Angelo. Adesso restiamo sempre però sulla città di Catania, perché ancora una volta in corso Sicilia c'è stata una rissa sfociata in un accoltellamento. Il ferito, stavolta si tratta di un ferito, è un ventenne egiziano che è stato colpito a volto e anche agli arti superiori probabilmente da un nordafricano. Torna d'attualità dunque l'emergenza sicurezza nel centro storico della città di Catania.
Non si arresta la spirale di sangue sul Corso Sicilia, con il centro di Catania sempre più teatro di scontri e duelli rusticani. L'ultimo in ordine di tempo, dopo la morte del parcheggiatore catanese assassinato da un etiope, si è verificato intorno a mezzogiorno, quando a sfidarsi sono stati 2 nordafricani, uno dei quali in serata è stato condotto in questura per accertamenti. Ad avere la peggio è stato un 20enne egiziano colpito al volto e agli arti superiori. L'extracomunitario è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale. Non è comunque in pericolo di vita. La polizia sta cercando di ricostruire fatti e dinamica. Non si esclude che la contesa sia scaturita per pochi euro, probabilmente per la gestione, si fa per dire, dei parcheggi nel centro storico. E torna quindi d'attualità l'emergenza sicurezza? Siamo veramente preoccupati, e non solo per noi, ma siamo preoccupati anche per le persone che passano, per i turisti, per tutti quelli che transitano qua. C'è un clima di paura, abbiamo bisogno di controlli. Noi come commercianti è da circa già 3 mesi che chiudiamo almeno un'ora prima, perché abbiamo paura la sera. Siamo allo sbaraglio totale. Dovrebbero prendere dei provvedimenti, perché comunque non è normale che io esco per strada e accoltellano uno davanti a me. Nonostante le riunioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, le armi, bianche e non, continuano a tenere banco, con strade e marciapiedi sempre più tinti di rosso. Allora Marco, torniamo di nuovo alla lettura dei quotidiani. Anche questo episodio, l'ennesimo accoltellamento, genera preoccupazione in città, a Catania in questo caso. E non è una novità, Angelo, nella nostra città la preoccupazione da parte dei cittadini legata al tema della sicurezza. Ci si torna anche sulla Sicilia con un articolo a fondo pagina nelle pagine regionali, una lite che sfocia in accoltellamento urgente, un piano sicurezza. Vi facciamo leggere alcune frasi, ad esempio la deputata del PD all'Ars, Ersilia Saverino, dice: occorre che la politica faccia la sua parte, non proclami e frasi di circostanza, ma con i fatti. Le fa eco anche il consigliere comunale Damien Bonaccorsi, che dice: il sindaco continua a minimizzare, ma la realtà è concreta, brutale e visibile, è una questione di scelte politiche, di priorità, serve un piano immediato e una presenza stabile delle forze dell'ordine nei quartieri sensibili, più controlli, una direzione chiara, è urgente dare risposte visibili alla città, una città, l'abbiamo detto noi poco fa, Angelo, che comunque resta preoccupata. E adesso invece voltiamo pagina, perché parliamo di sanità. Si delinea il futuro del reparto di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. C'è stato un incontro tra il presidente della regione Schifani e il ministro della salute Schillaci a Roma. La struttura, secondo quanto si sono detti, dovrebbe essere collegata ad una cardiochirurgia adulti in una città metropolitana. In questo modo resterebbe, diciamo, ancora attivo il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Ma sentiamo. Un ulteriore passo in avanti affinché il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina continui a restare un punto di riferimento per la Sicilia. Ad affermarlo è il presidente della regione Renato Schifani, dopo l'incontro al Ministero della Salute a Roma. La soluzione presa in esame è di mantenere la struttura collegata a una cardiochirurgia adulti di una città metropolitana, per mantenere in vita il reparto di eccellenza pediatrico. Al centro dell'incontro anche le attività relative all'abbattimento dei tempi delle liste d'attesa e, attraverso l'aiuto dei comuni, una maggiore adesione agli screening oncologici. Per il presidente Schifani quello di ieri è il risultato di un lavoro di squadra silenzioso e concreto che continueremo a portare avanti con determinazione. Il governo nazionale, continua Schifani, ha confermato l'attenzione verso la nuova rete ospedaliera siciliana. Continueremo a lavorare in sinergia per offrire servizi sanitari sempre più moderni, efficienti e vicini alle esigenze delle comunità siciliane, accanto a nuove strutture all'avanguardia per le quali abbiamo già messo in campo risorse per oltre 1 miliardo di euro. Andiamo sui giornali proprio per vedere la situazione del CCPM. In generale la sanità siciliana comunque in qualche modo viene trattata, però quello della cardiochirurgia è un tema direi di cui si dibatte ormai
Direi da anni. Direi e se lo dici tu c'è da crederci, Angelo. Ormai ogni 6 mesi si ritorna perché ci sono le proroghe. Vediamo un attimo qual è la situazione. Intanto c'è da registrare questo incontro, l'abbiamo sentito appunto anche nel servizio di Desirée Ferlito, un incontro che sembra, almeno dalle dichiarazioni, abbia dato degli esiti positivi per quanto riguarda la sanità siciliana. Sappiamo le tante ombre, soprattutto dall'anno scorso in poi, diciamo l'ultimo anno è stato parecchio funestato, ma intanto andiamo su questo incontro con la cardiochirurgia pediatrica e l'iter Salva Taormina. Siamo ancora sulla Sicilia, sempre pagine interne, tomo regionale, fatti passi avanti, la stretta di mano fra Schifani e con il ministro della salute Orazio Schillaci, ha incontrato appunto il presidente della regione siciliana, accompagnato dall'assessore regionale alla salute Daniela Faraoni e dal direttore generale Iacolino. La regione ha comunicato di aver predisposto il piano operativo di revisione della rete ospedaliera regionale. Ecco, il tema legato a quella che è la sanità in generale, a parte la cardiochirurgia pediatrica di Taormina, che per l'approvazione dovrà essere sottoposto alla valutazione degli organi tecnici del Ministero della Salute. E poi i temi che abbiamo sentito anche nel servizio di Desirée Ferlito e che dunque non ripetiamo su questo incontro importante che si è tenuto per salvare quello che è un pezzo molto importante della sanità siciliana. Sì, adesso però parliamo di politica, perché ieri c'è stata la visita del leader di Azione Calenda a Palermo, a distanza di una settimana dal botta e risposta con il presidente Schifani. C'è ancora, diciamo, non sono mancate le frecciatine. Allora sentiamo come sono andate le cose in questo servizio di Manlio Viola. Bisogna commissariare la Sicilia, deve essere lo Stato a erogare i servizi, non c'è un'altra soluzione. Carlo Calenda, leader di Azione, a 4 giorni dallo scontro verbale alla festa dei giovani azzurri con il presidente della regione Renato Schifani, che lo accusa di aver offeso la Sicilia e i siciliani, sbarca nell'isola per rincarare la dose. Parla di una Sicilia dove non funziona niente per colpa della regione e nega di aver offeso i siciliani. Al contrario, sostiene da eletto in Sicilia che la sua è una battaglia per i siciliani. Ciò che offende la Sicilia è il modo in cui lui gestisce le nomine di società che dovrebbero fare il servizio, il bene dei siciliani e che vengono usate come scambio addirittura per i tesseramenti al congresso di Forza Italia. Per Calenda la situazione è ormai incancrenita, lo statuto autonomistico ha fallito e la situazione può solo peggiorare. Noi vedremo un continuo, neanche troppo lento, come succede sulla sanità, smembramento di questa regione ad opera di una classe di feudatari che la sta opprimendo. Poi attacca sulle mancette, sulla crisi idrica che non viene gestita, sulle nomine appena fatte e porta ad esempio di clientelismo politico la scelta del giovane Luigi Genovese quale presidente AST. Chi insulta i siciliani è un governatore che prende un ragazzo che sarà un bravissimo ragazzo ma non ha nessuna esperienza per fare il presidente dell'autorità per i trasporti, della società che si occupa dei trasporti. In Sicilia è il posto in cui meno in Italia vengono usati il trasporto pubblico, e gli si dice: siccome io ho bisogno del supporto di Lombardo te lo faccio fare. Questo è l'insulto alla Sicilia. Insomma, la campagna elettorale in vista del 2027 si è aperta oggi. Allora, vediamo le reazioni sui giornali. È una lunga rincorsa la campagna elettorale fra 2 anni, però indubbiamente le parole di Calenda hanno un richiamo importante sui quotidiani. In questo caso vi facciamo vedere questo titolo perché siamo sulla Sicilia. La parola che ritorna spesso è offesa, l'abbiamo sentita anche nel servizio del nostro Manlio Viola. Siciliani offesi da chi li governa, questo è quello che dice Calenda, e poi però c'è una replica, i numeri dicono altro. Le parole di Calenda le abbiamo sentite, no? La Sicilia è da cancellare, aveva detto il leader di Azione, scatenando la reazione del presidente della regione. Poi le polemiche di ieri, arriva la replica di Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia, che snocciola dei numeri e dice aumento del PIL dell'1,3% nel 2024, del 2,1% nel 2023, occupazione salita del 4,6%. Sembra però che il tema del contendere sia altro
diciamo che si accusa con A e si risponde con B, però è questo, forse quello che diceva Maglio Viola è giusto, già si incomincia ad andare verso le regionali del 27. Allora, adesso voltiamo ancora pagina, stavolta però ci occupiamo di una vicenda che abbiamo trattato a lungo nel corso dei nostri telegiornali, cioè la truffa dei centri Visodent per i tanti pazienti che hanno, insomma, sono rimasti anche con i debiti e senza praticamente le cure di cui avevano necessità. Stanno arrivando i primi rimborsi, ma vediamo il servizio. Spariti nel nulla, lasciando centinaia di pazienti senza cure e pieni di debiti. Arrivano i primi segnali di speranza nella vertenza degli studi dentistici Visodent. Uno degli istituti di credito, il Sella Personal Credit, si è infatti dichiarato disponibile a chiudere il finanziamento e a rimborsare al cliente le rate già pagate. Lo annuncia il presidente di Federconsumatori Palermo, Giuseppe Lobello. La speranza è che adesso anche altre finanziarie o banche seguano l'esempio. Una scia di debiti e studi abbandonati, coperti da scritte ingiuriose lasciate dai pazienti che più volte hanno inscenato proteste. Oltre a Federconsumatori, della truffa si stanno occupando anche altre associazioni come Codacons, che ha attivato lo sportello SOS Visodent. Dietro il marchio c'è un dedalo di società che porta ad un gruppo spagnolo non nuovo a reati di frode e riciclaggio. Sulla vicenda Visodent la Procura di Catania ha già aperto un fascicolo. Altri tribunali, tra cui quello di Palermo, stanno attendendo le informative finali delle forze di polizia per aprire un'inchiesta sulla base delle numerose denunce arrivate in questi mesi. E adesso torniamo da Marco Carli per andare a vedere le altre notizie della giornata, a partire dalle prime pagine, immagino. Esatto, andiamo sulle prime pagine, Angelo, perché c'è anche da notare la situazione economica. Lo sappiamo, spesso e volentieri parliamo della difficoltà della nostra regione per quanto riguarda l'economia e che si riflette anche sui costi della casa. E dunque lo troviamo su Repubblica Palermo con questo titolo: boom dei costi della casa in Sicilia, affitti e mutui che erodono i redditi. Nei dati ANCE gli alloggi inaccessibili con più care le città metropolitane, e poi Cefalù e Taormina, città note per il turismo, per le famiglie con stipendi più bassi la spesa per un'abitazione è pari alla metà delle entrate. Questo è quello che leggiamo su Repubblica Palermo, che chiaramente approfondisce questi temi anche nelle pagine interne, ma troveremo anche le pagine di altri quotidiani con questa notizia certamente importante. L'isola infelice, dice Repubblica, della casa, impennata dei prezzi, nello stesso tempo scendono i redditi. In sostanza è una notizia negativa rispetto a quelle che abbiamo visto ad esempio nelle settimane scorse legate all'occupazione, che sale invece nella nostra regione. Scendono invece i redditi, report dell'ANCE, affitti insostenibili per le famiglie con stipendi bassi. A Palermo, Catania e Messina il mutuo assorbe la metà delle entrate. È un tema dominante, quello della casa, è importante e lo ritroviamo praticamente, vi ho detto, in quasi tutti i quotidiani regionali, partendo ad esempio dalla Sicilia. Nella stessa pagina in cui si parla di sanità si parla anche di casa, discutendo di un sogno proibito per i siciliani. Diventa questa l'emergenza abitativa. Acquisto o affitto, secondo l'ANCE nelle città serve il 50% del reddito. In sintesi non cambia molto se acquisti o affitti una casa. Certo, sappiamo l'aspetto burocratico che è completamente diverso, però serve il 50% del reddito per poi coprire la spesa. Il disagio colpisce chi guadagna fino a 17.000 euro e le giovani coppie. I costruttori, rigenerazione urbana e social housing. Oggi a Palermo una speciale commissione del Parlamento europeo che affronterà il tema. Vi facciamo vedere adesso invece le altre prime pagine dei quotidiani regionali, partendo dalla Gazzetta del Sud, che come sempre va a incentrare i propri titoli anche su ciò che succede a livello internazionale, che sarà la parte dominante della nostra rassegna stampa legata agli aspetti nazionali e internazionali, cioè il disperato esodo da Gaza, con l'Unione Europea che
ha un rebus sulle sanzioni a Israele e in questo rebus, lo vedremo dopo, l'Italia è fondamentale in tal senso, perché sembra che non aver deciso se appoggiare le sanzioni oppure no. Sulla regione invece dietro fronte per le mance ai deputati, in arrivo 60 milioni, lo sentivamo anche nel servizio di Maglio Viola su Calenda, anche questa situazione della manovra e delle mancette diventa determinante per la Sicilia e per la parte politica della nostra regione. Andiamo sulla prima pagina della Sicilia, anche in questo caso nel titolo sotto la testata, a parte la notizia del bravissimo Furlani, un salto mondiale nell'oro, saltatore in lungo, è la prima volta che l'Italia vince la medaglia d'oro ai mondiali in questa specialità, per cui grande notizia per l'Italia dello sport, ma subito sotto c'è l'Unione Europea che vara le sanzioni a Israele e il rebus ancora qua sul via libera dei 27, non proprio tutti i 27, ma alcune nazioni, fra cui ad esempio la Germania ad esempio che dirà no e l'Italia che ancora non si sa se dirà no o sì. Poi l'emergenza della casa ne abbiamo già parlato e poi fa molto discutere a Taormina l'anno scolastico che apre con il dress code, Angelo, in classe. Tu lo usi, un dress code noi lo abbiamo, sì, la giacca, sembra che ci sia un dress code anche per i ragazzi che devono andare. C'è una guida pratica su cosa si può e cosa non si può indossare in classe, diciamo così. Esattamente, però la preside, questa è una cosa importante, lo definisce solamente un consiglio, per cui è un dépliant su cosa appunto indossare a scuola, e questa notizia che arriva da Taormina. Andiamo a chiudere questa parte dedicata ai quotidiani regionali sulla prima pagina del giornale di Sicilia, che a parte dare qualche notizia anche di natura nazionale, questa ad esempio è una notizia che ieri ha fatto discutere tanto, anche la regione Sardegna ha approvato la legge sulla fine vita, è la seconda regione in Italia a farlo dopo la Toscana, lo ricordiamo, però il titolo principale è questo: nuova manovra, vecchi vizi, un po' il tema che affrontavamo prima. Ars, sale il budget per i deputati, altri 18 milioni al centrodestra, 7 invece all'opposizione. In sintesi sembra che non si possa andare avanti senza, fra virgolette, oliare, diciamo così, il meccanismo, e chiaramente questo dà origine al titolo che abbiamo visto, Angio, nuova manovra, vecchi vizi. E perché magari si pensa che in questo modo si possa tenere in qualche modo il proprio elettorato partecipe di quello che si fa, no? Cioè esattamente. Guarda il mio territorio, in qualche modo faccio qualcosa. Mettiamola così. Mettiamola così, esattamente. Mettiamola così. Adesso invece ci sono le nostre immagini del mattino, vedete, una affollatissima, trafficatissima via Vincenzo Giuffrida a Catania, più in entrata, cioè le auto che diciamo sono in discesa in questa immagine per la città di Catania, ma traffico piuttosto sostenuto, anche se non diciamo con code e file in uscita dalla città da via Vincenzo Giuffrida. Lasciamo via Vincenzo Giuffrida, restiamo a Catania, siamo sulla circonvallazione, via Lodorico da Pordenone, siamo all'altezza del Tondo Gioieni, anche qui traffico che insomma anche qui ci sono auto in fila, in colonnate, ma all'ora di punta chiaramente non è una novità. Adesso vi offriamo due belle cartoline invece della nostra Sicilia con l'Etna, magari la mettiamo a tutto schermo e la vediamo nella sua maestosità questa mattina. C'è il solito pennacchio, ma niente di particolare, almeno dalla sommità del vulcano, e visto che ci siamo, un'altra cartolina la rilanciamo dal golfo di Taormina, dove possiamo ammirare sempre l'Etna da un'altra, diciamo, da un altro punto di osservazione. Qualche piccola nuvola si intravede, però la giornata è davvero splendida. Abbiamo regalato allora a tutti voi queste belle cartoline dalla nostra regione. Facciamo la prima sosta, il primo break, e poi torneremo di nuovo insieme, stavolta per leggere i giornali, ma quelli nazionali, quelli generalisti e non solo, con Marco Carli per le notizie che arrivano dal nostro paese, ma anche dall'estero. C'è tanta roba davvero che arriva dall'estero. A fra pochissimo. Siamo
Siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Allora torniamo da Marco Carli. I quotidiani stavolta sono quelli nazionali, anche se vedo in prima pagina, accanto a un tema certamente serissimo come quello della guerra, questa splendida fotonotizia del nostro Furlani strappato al basket, di cui era innamorato anche da ragazzino, però alla fine nel salto in lungo ha fatto questo... Infatti sembra un po' l'immagine di un terzo tempo del basket, no? Quando entrano e vanno verso il canestro. D'altro canto è un po' la vita, no? L'orrore a sinistra e la bellezza a destra, riassunte in questa pagina del Corriere della Sera. Abbiamo detto il tema dominante, lo troveremo in tutti i quotidiani, è quello legato alla situazione in Medio Oriente, perché Israele continua a bombardare sulla striscia di Gaza, ci sono profughi che tentano di andare via dalla striscia di Gaza, è stato aperto anche un corridoio, però la situazione è veramente sempre più difficile anche sotto l'aspetto umanitario. Allora l'Europa prospetta delle sanzioni. Il problema però è capire se sono sanzioni solo politiche o sanzioni reali nei confronti di Israele, e di questo si parla su quasi tutti i quotidiani. Sì, stamattina insomma i quotidiani dicono che sono una sorta di bluff. Esattamente, tu sei andato più dritto al punto. Così come è andato dritto al punto invece Furlani con questo bellissimo salto. Molti quotidiani titolano "Il volo nell'oro è una magia", giustamente. Che cosa può dire questo ragazzo? Un ragazzo di 20 anni che diventa campione del mondo in una disciplina, il salto in lungo, che è certamente difficile, ma in generale l'atletica, su cui l'Italia sta vivendo veramente un momento d'oro. Momento diametralmente opposto, ovviamente, quello a Gaza City. 4 Laid all'ora, il dolore del Papa. Smotrich, lo ricordiamo, è un ministro di Netanyahu, dice la striscia di Gaza è una miniera d'oro. Famiglie intere polverizzate, niente più luce e telefono, e il ministro che appunto parla di un affare immobiliare. Fondamentalmente cosa dice? Da spartire praticamente. Sì, una striscia da spartire, e poi dice beh, la demolizione l'abbiamo già fatta, adesso si tratta di ricostruire. Questo è il senso delle parole di Smotrich che fanno indignare un po' tutto il mondo. E poi c'è la situazione delle sanzioni. Le sanzioni dell'Unione Europea a Israele, dazi e misure contro 2 ministri, uno è proprio Smotrich, ma dicevamo i dubbi sono tanti sotto questo punto di vista sull'efficacia, ma soprattutto su quanto l'Europa saprà schierarsi realmente contro Israele. Sappiamo che alcune nazioni già non lo faranno e l'Italia è in una situazione di limbo, diciamo così. Altra notizia della giornata di ieri è la visita di Trump da Carlo III, il diplomatico che seduce il presidente degli Stati Uniti. Sorrisi e grazie del tycoon. Oggi intanto con Starmer l'annuncio dell'intesa su 35 miliardi di dollari di investimenti tech. Per vedere un po' qual è il senso appunto che viene dato anche a questa visita, ci spostiamo sui siti internazionali. Questo ad esempio è il Times quotidiano di Londra, quotidiano britannico, che dice in questo titolo: Regno Unito, UK and US, cioè Regno Unito e Stati Uniti, sono 2 note della stessa corda, afferma Trump. Il re ha elogiato il rapporto speciale durante il banchetto di Stato, questo si legge, che ha ospitato anche leader tecnologici di Apple, Microsoft e Google. Diciamo che in qualche modo c'è questo legame storico, diciamo indissolubile tra... che ha vissuto di alterne vicende, diciamo, ecco, gli avi europei degli Stati Uniti. Esattamente. E dunque questa visita per qualcuno è stata vista come una visita in cui l'Inghilterra, il Regno Unito, ha reso omaggio, fra virgolette, a Trump, sposando tutto ciò che poteva sposare
parlare della politica degli Stati Uniti, e lo ritroviamo anche sul New York Times. Guardate il titolo principale, Behind the Castle Walls, dietro le mura del castello, questo è il titolo. I ricchi e i potenti celebrano Trump. Questo è il senso che viene dato a questa notizia. La disposizione dei posti a sedere alla cena di Stato per il presidente Trump mostrava una selezione rappresentativa dei ricchi e dei potenti che speravano di entrare nelle sue grazie. Questo è il tema che viene dato a questo importante, certamente importante incontro che c'è stato. Ritorniamo sulle pagine dei quotidiani nazionali per farvi vedere alcuni titoli delle altri quotidiani nazionali, perché vi dicevamo, alcuni si occupano della notizia sic et simpliciter, se vogliamo dirla, cioè le sanzioni contro Israele, ci si ferma lì, e poi sui piani di spartizione. Qui c'entrano di nuovo gli Stati Uniti, sui piani di spartizione. L'Unione Europea vuole colpire gli scambi commerciali ma esclude le armi. Meloni apre le misure, il ministro ultra di Netanyahu, sempre Starmic, la striscia è una miniera d'oro. In Italia intanto scioperi e tensione. Sulla stessa linea del Resto del Carlino ci sono vari quotidiani nazionali, per esempio l'Avvenire, sfollati e sanzioni, questo è il titolo del quotidiano di ispirazione cattolica. Israele prosegue i raid di terra a Gaza City ed è anche guerra di cifre sui civili in fuga, questo leggiamo su Avvenire. Oppure sul Sole 24 Ore, come sempre il titolo è sotto la testata, sanzioni a Israele, a Gaza civili in fuga oltre 65.000 le vittime. Notizie ANSA delle ultime ore, sarebbero stati ben 100 nella giornata, quasi 100 nella giornata di ieri. Però poi c'è chi si interroga invece sulla natura di queste sanzioni. Ad esempio La Stampa, che parla di sanzioni a salve per Israele. La commissione tace sulle armi. Fitto diserta la riunione. A Gaza intanto tranciati cavi di luce e internet, striscia praticamente isolata dal resto del mondo. Cresce la tensione nelle università italiane, il rettore di Pisa dopo il blitz dei Propal, non li denuncio. Questo è un altro tema che viene sollevato soprattutto dal fronte di destra italiano, quello della lo vedremo anche sulla spedizione della flottiglia, che individua un altro tema in tal senso. Ma vi dicevamo, la situazione viene vista appunto da questa doppia relazione. L'Europa che rompe le relazioni commerciali con un Israele che viene definito Stato canaglia, ma in realtà appunto poi questa rottura ancora definitivamente non c'è stata. Ricordiamo che l'Unione Europea deve votare a maggioranza qualificata, sono 27, per cui non è facile che si arrivi a queste sanzioni, come leggiamo sulla notizia, che sono e sarebbero deboli e tardive. Netanyahu può continuare lo sterminio. A Gaza fondamentalmente diciamo che è riassunto bene in questo titolo della notizia, perché la situazione è proprio questa. Ci sono delle sanzioni, ci potrebbero essere anzi delle sanzioni, ma sono non certo arrivate tempestivamente, e dunque si prosegue con quella che è una vera e propria sciagura umanitaria. A proposito di chi invece prova, l'abbiamo visto proprio da qui in Sicilia, partendo ad esempio da Siracusa, a portare qualche aiuto umanitario, però anche in questo caso c'è l'altro lato della medaglia. Il giornale apre proprio con questa notizia legata alla flottiglia. Ecco la rete islamista che muove la flottiglia. Dietro i Propal, uomini e gruppi vicini ai fratelli musulmani, a Hamas e alla Jihad. Questo è il titolo del giornale. Pensate, in una giornata come quella di ieri, con varie notizie legate appunto al Medio Oriente e alla visita di Trump in Inghilterra, si è deciso di aprire così. E poi anche in questo caso, insieme al dossier
presentato dal giornale c'è il volto felice di questo ragazzo che ha vinto la medaglia d'oro ai campionati del mondo, dicevamo di un'atletica che sta facendo benissimo. Altro tema fondamentale è quello del taglio dei tassi da parte della Fed, è un tema fondamentale per gli Stati Uniti, meno 0,25%, ma che si riflette come tutto quello che fanno negli Stati Uniti sull'economia mondiale. E allora il Sole 24 Ore dà questo titolo: la Fed taglia i tassi, altri 2 in vista, riduzione di 25 punti base con una rivisitazione al rialzo delle stime del PIL, con l'inflazione che resterà comunque alta attorno al 3%, è l'altra notizia della giornata. E poi c'è politica varia sui vari quotidiani nazionali. Ad esempio sul Libero si legge questo titolo: compagni che sbroccano, questo è il titolo scelto da Libero, consigliere PD minaccia collega di Fratelli d'Italia, Enzo Iacchetti all'israeliano che osa contraddirlo e gli dice ti prendo a pugni, e questo è il titolo di Libero. Oppure vi facciamo vedere sulla Verità altro titolo: così la sinistra combatte l'odio, vi abbiamo già appeso per i piedi, è più forte di loro, senza evocare il fascismo non sanno stare. Diciamo che mentre in Sicilia è incominciata la battaglia politica per le regionali del 27, ricordiamo che ci sono altre regioni impegnate al voto nei prossimi giorni, tipo le Marche, e la guerra politica è incominciata in tal senso. Grazie Marco, torneremo da te per la parte finale della trasmissione con i quotidiani. Immagino ci regalerai qualcosa di sport, inevitabile, diciamo. Ieri c'è stata la Champions, esatto, c'è stata, a parte la grande vittoria, e oggi si va avanti. Ancora oggi insomma c'è Champions. Allora ci fermiamo per pochissimo, restate insieme a noi, fra poco primo ospite della mattinata a Buongiorno Sicilia. Eccoci, Buongiorno Sicilia, con il primo ospite di questa mattina. In studio con me c'è il dottore Sebastiano Costanzo. Buongiorno dottore. Grazie dell'invito. Che è il direttore di medicina trasfusionale del Policlinico di Catania. Stamattina parliamo di donazione del sangue nello specifico. Donare per ricordare, diciamo così, è il tema di oggi, perché l'appuntamento di domenica prossima, che chiude diciamo quello che è stato per tutto l'anno, con 3 momenti importanti, una ricorrenza è una sorta di diciamo rito che si perpetua ogni anno, perché vanno ricordati alcuni momenti. Sì, la Presidenza della Regione quest'anno ha voluto istituire 3 giornate della memoria, che sono quelle in cui sono verificati gli omicidi del giudice Borsellino, del giudice Falcone e delle loro scorte, e domenica prossima l'ultimo dei 3 eventi, l'omicidio di Rosario Livatino, però facendo un connubio, una cosa che vuole trasformare l'evento negativo che è stato l'omicidio, cioè la perdita di sangue, la perdita della propria vita, in qualcosa di positivo. Quindi dalla memoria all'impegno è lo slogan che è stato creato, cioè sublimare questi atti di generosità, di alto senso civico di queste persone che hanno sacrificato la propria vita per una società migliore, stimolando invece la donazione come a sua volta atto di generosità e di miglioramento civico, sociale della nostra società. Quindi solidarietà in qualche modo, partecipazione alla donazione. E allora arriviamo al tema della donazione. Sappiamo che in estate c'è una sorta di crollo, no? di donazioni del sangue. L'estate è sempre drammatica da passare, perché i donatori vengono meno, si riducono sensibilmente per i motivi che sono facilmente intuibili. Molte persone vanno fuori, il clima non aiuta all'atto della donazione, perché il caldo ci invita ad andare in luoghi più freschi, e questo però si ripercuote su quella che è la disponibilità degli emocomponenti dei servizi trasfusionali, che devono fare fronte alla malattia che invece non va purtroppo in vacanza.
quindi è necessario in questo periodo gestire le poche risorse con le richieste che sono fondamentalmente sempre quelle di tutto l'anno. Dottore, io in termini pratici cerchiamo di dare qualche indicazione anche, perché lei dice sono crollate le donazioni, ma avviene ovunque questo, in estate succede questa cosa qua. Ma qual è la necessità di una struttura come il Policlinico di Catania? Beh, noi abbiamo bisogno di circa 25.000 emocomponenti l'anno e nella nostra struttura in particolare sono circa 15.000 sacche di sangue l'anno, che è un grosso numero. Siamo tra le strutture ovviamente più grosse a livello regionale e non ce la facciamo con le nostre donazioni, tant'è che il sangue arriva dalla provincia di Ragusa e dalla provincia di Enna. E qui bisogna aprire una parentesi dicendo che purtroppo la nostra provincia è all'ultimo posto, se vogliamo fare una classifica non sportiva purtroppo, è all'ultimo posto di questa graduatoria, sensibilmente inferiore a quello che è il numero di donazioni di Ragusa, ho detto, ma anche di Siracusa, ma anche di Enna, anche di Palermo. Si pensi, adesso non voglio appesantire la discussione, ma si pensi che mentre Ragusa o Siracusa viaggiano, la prima è a livello nazionale, o anzi forse a livello internazionale, tra le prime 80 donazioni per 1000 abitanti, nel siracusano si dona 50 donazioni per 1000 abitanti, a Catania arriviamo a stento a 30 donazioni per 1000 abitanti. Ma da cosa dipende tutto questo? Non è facile da capire, indifferenza, diffidenza, può darsi anche una cattiva comunicazione da parte nostra, non lo so. Fatto sta che questi sono i numeri, la nostra provincia deve necessariamente crescere, perché poi abbiamo invece un'assistenza sanitaria che, come ho detto, richiede grossi volumi di emocomponenti. Il problema poi è legato anche, ma questo è più a livello generale, alla disponibilità di donatori giovani. Oggi i donatori invecchiano. Il grosso dei donatori è costituito da persone che hanno una cinquantina d'anni e che quindi tra qualche anno non potranno più donare per motivi anagrafici. Possiamo ricordare la fascia d'età in cui si può donare? Si può donare da 18 a 65 anni. Chi dona periodicamente può addirittura arrivare a 70 anni. Ripeto, lo zoccolo duro è costituito da persone che hanno 50 anni. Noi abbiamo bisogno di rinnovare il nostro parco donatori. La giornata di domenica prossima è particolarmente indirizzata alla sensibilizzazione delle nuove generazioni. La donazione, fra l'altro, aiuta degli stili di vita e di comportamenti quindi corretti dal punto di vista sanitario. I giovani per loro natura sono portati a non soffermarsi troppo su quelle che sono le problematiche legate alla propria salute e a certi comportamenti che possono essere rischiosi. È anche il momento per educare una fascia di popolazione a vivere la propria vita con maggiore attenzione. E poi comunque donando si è sempre sotto controllo, no? Donando si è sotto controllo, tutte le volte che si dona vengono eseguiti degli esami che sono obbligatori e che però dall'altro lato appunto aiutano a tenere sotto controllo la propria salute, perché esplorano quelli che sono che è l'andamento generale dell'organismo e quindi sono in grado di individuare eventuali anomalie che si verificano. Allora, l'appuntamento lo ricordiamo è per domenica prossima, domenica 21. Sì. Dove si deve venire, dove si deve andare per donare, che cosa succede quando si arriva là, se ci sono degli esami particolari che vengono effettuati? Ok, chi non ha mai donato deve essere sottoposto a uno screening, quindi intanto dove donare? Dove donare per quanto ci riguarda il punto raccolta del Policlinico sarà aperto come è aperto tutti i giorni festivi, tutta la settimana e anche i giorni festivi in tutto l'anno, in questa giornata in modo particolare. Chi non ha mai donato sarà sottoposto a uno screening, cioè dopo un breve questionario in cui si valuta lo stile di vita del candidato donatore, vengono fatti dei prelievi per valutare lo stato di salute del candidato donatore. Dopo qualche giorno si potrà donare. Coloro che invece hanno donato possono recarsi tranquillamente da noi dalle 7:30 in poi per effettuare la donazione. Naturalmente non sarà soltanto al Policlinico la giornata di donazione, anche gli altri servizi trasfusionali sono attivi, ci saranno autoemoteche in giro per Catania,
al Tribunale, a Piazza Università, al Lungomare, quindi cercateci perché siamo a vostra portata, ecco. E quindi insomma, ci sono diversi modi, diversi sistemi, nulla di più semplice, anche diciamo mobili per garantire questa cerchiamo domenica donazione. prossima di dare un segnale dalla nostra provincia, ecco, di risollevare le sorti della nostra provincia e manifestare la solidarietà del catanese, che sicuramente non è seconda a nessuno, però lo deve dimostrare nei fatti, non soltanto a parole. Ma è, e chiudiamo con questo, ma è, diciamo, si è verificato nell'ultimo periodo questo calo di donazione, oppure è sempre stato così? Catania purtroppo è sempre stata in coda, condivide il poco piacevole primato con Messina. Messina quest'anno ci ha superato, era l'ultima, ci ha superato, mentre la nostra provincia, ripeto, è miseramente all'ultimo posto. Dobbiamo fare di più, dobbiamo fare di più. E allora noi ricordiamo l'appuntamento domenica prossima tra le 7:30 e le 12. Si può andare al centro raccolta del Policlinico di Catania, edificio 7 al primo piano. C'è un numero di telefono anche, è possibile contattare questo numero, lo dico lentamente, 095 731 6265. Tutto questo chiaramente per aiutare gli altri, ma ricordiamo anche per ricordare il sacrificio di chi ha sacrificato la propria vita per lottare contro la criminalità organizzata, contro la mafia. Grazie al dottore Sebastiano Costanzo per essere stato con noi. Ricordiamo il direttore di medicina trasfusionale del Policlinico. Una breve sosta e poi torneremo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia e ritrovo in studio la dottoressa Nunziata Di Fazio. Buongiorno dottoressa, Buongiorno. Che è direttore della casa circondariale di Piazza Lanza a Catania. Con noi c'è anche Domenico Palermo, buongiorno, della cooperativa Prospettiva. Allora, stamattina parliamo di un progetto che si chiama Rigenerazioni. Perché questo titolo? Comincerei con il dottore Palermo, perché è un'iniziativa che nasce dall'associazionismo, grazie anche chiaramente alla collaborazione ovviamente dell'amministrazione penitenziaria. Voi non siete nuovi a questo tipo di iniziative? No, non siamo nuovi e siamo tornati rispondendo a questo avviso del provveditorato regionale con molto entusiasmo. Il titolo non è casuale, Rigenerazioni, azioni per rigenerare. Il carcere è un luogo di necessità, indispensabile per mantenere la sicurezza, ma anche un luogo in cui, se non vogliamo distruggere le persone che ci stanno perché hanno sbagliato, bisogna anche introdurre e sviluppare azioni che mirano a rieducare, a rigenerare le persone. Il progetto Rigenerazioni per l'appunto mira a offrire ai detenuti e alle detenute, perché a Piazza Lanza tra l'altro ci sono anche detenute donne, una serie di laboratori che sviluppano diciamo, ci arriviamo adesso nei particolari. Scendiamo nei particolari. Scenderemo fra poco nei particolari. Alla dottoressa Di Fazio invece chiedo, da parte vostra c'è sempre la massima disponibilità a progetti di questo genere. Abbiamo parlato lo scorso anno di una partita di calcio addirittura che si è giocata tra papà, genitori, figli all'interno della struttura carceraria. Quest'anno si passa da quella che può essere un'attività di carattere ludico ad un'attività che punta, come diceva prima il dottore Palermo, al reinserimento e non solo al reinserimento, perché tra i laboratori ci sono diversi progetti. Esatto, vede, quando noi parliamo di funzione della pena, ovviamente
in primo luogo ci concentriamo sulla funzione di difesa sociale, perché chi commette un reato certamente viene allontanato dal contesto sociale per proteggerlo, però quello che è il compito istituzionale che viene assegnato all'amministrazione è di concentrarsi sulla funzione rieducativa, laddove per funzione rieducativa non facciamo altro che fare riferimento a quello che vale per tutti, cioè all'articolo 3 della Costituzione, che ci dice che tutti dobbiamo avere le stesse opportunità. Dunque noi operiamo per cercare di eliminare gli ostacoli, come dice l'articolo 3, che sono espressione della debolezza di una persona, e lavoriamo per rinforzare i fattori di protezione. Il progetto di rigenerazioni è un progetto che, al di là dei laboratori che vengono fatti in questa circostanza, si inserisce, si innesta su un cammino che noi abbiamo intrapreso insieme a Cooperative Prospettive Future anni fa, che ha come valenza il fatto di avere costruito una rete di soggetti del territorio, pubblici, privati, profit, non profit, che prendono in carico il detenuto insieme a noi. Questa è la forza di rigenerazione, come di altri progetti che noi abbiamo fatto in passato, perché tutti gli sforzi che l'amministrazione fa, e sono tanti i nostri, del personale di polizia penitenziaria che si adopera ogni giorno, di tutti gli operatori, sarebbero vani se, varcata la soglia del carcere, una persona fragile come questi progetti vogliono tutelare trovasse esattamente i problemi che ha lasciato quando ha varcato quella stessa soglia per entrare in carcere. Ecco perché noi aderiamo con grande entusiasmo a progetti di questo tipo, progetto Rigenerazioni, perché anche in questa circostanza, oltre a farsi forza della rete che già è stata costruita, costituisce un raggruppamento temporaneo di imprese che si occuperà dei laboratori, che è fatto di soggetti, si parla di Itaca per la scrittura creativa, della poltrona rossa, di Life Job Training, di Seconda Chance, sono tutti soggetti che hanno già un'esperienza maturata sul territorio e che integrano la nostra per ottenere il risultato che le dicevo, cioè è frustrante per un detenuto anche avere fatto un'attività trattamentale sicuramente ottima all'interno dell'istituto, ma poi non poter proseguire il percorso all'esterno. Questa è l'opportunità che dà Rigenerazioni, oltre che le singole azioni che vengono realizzate negli istituti, e poi un progetto che coinvolge diversi istituti della provincia. Questa proprio è l'altra questo forza. volevo chiedere, sono 4 gli istituti coinvolti, sì, più l'UDEPE. E non solo, a questo diciamo c'è anche, oltre a quello che verrà fatto all'interno degli istituti, poi c'è un percorso post successivo che riguarda proprio il reinserimento proprio sociale, lavorativo, assieme alla collaborazione di diverse aziende che hanno dato la loro... È un percorso in realtà parallelo, questo, parallelo ai 4 laboratori che si svolgono oltre che a Piazza Lanza, un altro alla casa circondariale di Bicocca, un altro a Giarre e un altro a Caltagirone. Sono laboratori diversi. In questo caso a Piazza Lanza è un bellissimo laboratorio di scrittura creativa che sta riscuotendo un enorme successo. A Caltagirone c'è un altro bellissimo laboratorio di arte terapia che unitamente alla collaborazione del Comune di Caltagirone donerà alla fine un'opera d'arte per riqualificare un'area urbana del Comune. A Giare c'è un laboratorio di orticoltura destinato ai soggetti più fragili, a Bicocca c'è un laboratorio teatrale che peraltro è in attività da diversi anni e che coinvolge tantissime persone detenute. Il percorso di inserimento lavorativo si svolge parallelamente a questo, ma è destinato a coloro che scontano le pene alternative al carcere. Quindi c'è una differenziazione tra chi può partecipare a determinati percorsi e chi no. Sì, però anche i soggetti detenuti, come diceva la dottoressa Di Fazio, oltre che questi laboratori, per via di una serie di altre attività che Cooperativa Prospettiva, con tutta la rete sociale, svolge da anni su tutto il territorio provinciale, ma anche nella Sicilia orientale, offre una serie di opportunità che coprono tutti i bisogni dei detenuti.
Quindi c'è questo percorso virtuoso, questa collaborazione sinergica che da anni ci vede insieme all'amministrazione penitenziaria e che cerca di rendere effettivo il diritto alla rieducazione, perché non è solo un dovere. Un commento a quello che dice il dottore Palermo: questo progetto è importante perché è destinato, il carcere è popolato certamente da tanti soggetti vulnerabili che provengono da contesti marginali, di povertà, soggetti che hanno problemi psichiatrici, di tossicodipendenza e quant'altro. Questo progetto è importante perché si rivolge ai più fragili tra i vulnerabili, ai soggetti che hanno problemi psichiatrici e psicologici, ai soggetti che sono stranieri, che a volte sono catalizzatori di diverse difficoltà. E questo per noi è molto importante perché in questo momento per noi costituisce per la polizia penitenziaria, per il personale tutto, è una vera difficoltà quella di contenere comportamenti che diciamo sono spesso aggressivi, non ordinari, non normali, non facilmente gestibili. E peraltro nel progetto Rigenerazioni la cooperativa Prospettive, che lavora, come dicevo in premessa, sulla base di una rete che ha costruito negli anni tra noi, direzioni penitenziarie e il territorio, in questo caso ha inserito nella collaborazione anche il DSM. Quindi i soggetti che partecipano a questi laboratori sono anche dei soggetti che vengono seguiti, e questo è un aspetto molto importante al di là appunto delle singole attività, vengono seguiti dal punto di vista psicologico per allentare le tensioni, per migliorare il benessere psicofisico e quindi dare veramente una ulteriore opportunità a chi vi partecipa. Siamo praticamente quasi alla fine di questo nostro incontro. Immagino che questo è quello che si fa per sostenere la vivibilità all'interno delle strutture carcerarie, dove ci sono tanti altri problemi. Non è questa la sede per affrontare il tema di questi giorni. Anche ieri notizie di rivolte, di aggressioni che la cronaca ci riporta ogni giorno. Tra mille difficoltà però c'è chi si impegna chiaramente per rendere e dare una chance, una seconda opportunità ai detenuti. Devo dire che molti scrivono anche alla nostra trasmissione, a Buongiorno Sicilia, ai nostri telegiornali, per i servizi di approfondimento che molto spesso noi dedichiamo a questa realtà. Più tardi farete la presentazione del progetto, quella di stamattina è stata un'anticipazione. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Grazie dunque a Domenico Palermo, che è della cooperativa Prospettiva, e poi alla dottoressa Nunziella Di Fazio, che è la direttrice della casa circondariale Piazza Lanza di Catania. Ci vediamo il medio e poi torneremo alla cronaca per parlare di quella che ormai è diventata una sorta di strada della morte, passatemi il termine, la circonvallazione di Catania, dove con una certa frequenza si verificano incidenti stradali mortali. Tutto questo fra pochissimo. Ben ritrovati, un aggiornamento con le previsioni di Trabimeteo per la giornata di giovedì, con l'anticiclone a interessare tutta Italia, cielo sereno poco nuvoloso da nord a sud, tanto sole e le temperature nei prossimi giorni estive, valori fino a 30 gradi da nord a sud. La Sicilia vivrà una giornata soleggiata, cielo sereno poco nuvoloso dappertutto, con vento ancora un po' vivace a tratti dai quadranti settentrionali, comunque via via in attenuazione, così come il moto ondoso. Una giornata estiva, le temperature massime più o meno tra i 26 e i 30 gradi quasi, su tutta l'isola si starà veramente bene. Per quanto riguarda la giornata invece successiva di venerdì, ancora l'alta pressione interesserà l'Italia, governerà il tempo anche della Sicilia, con una giornata di tempo soleggiato quindi, o al più poco nuvoloso, non prevediamo temporali. Le temperature non subiranno significativi cambiamenti, quindi saranno temperature attorno generalmente ai 30 gradi o poco meno. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo o visitando il nostro sito web. Eccoci di nuovo insieme, Buongiorno Sicilia prosegue, abbiamo anticipato quello che è il tema di questo blocco della trasmissione. Devo dare il buongiorno intanto al comandante della Polizia Municipale di Catania, Diego Peruga. Buongiorno, grazie a voi per essere stato con noi, comandante. Torniamo ad occuparci
del tema della sicurezza sulla circonvallazione. Sicurezza perché non riguarda soltanto i pedoni, riguarda gli automobilisti, e in particolare chi viaggia anche sulle due ruote, perché negli ultimi mesi, cioè da maggio a ieri, ci sono stati 2 bruttissimi incidenti stradali che hanno provocato 2 decessi. È una strada sicura la circonvallazione? Partiamo da questa domanda. Ma per definizione strade sicure non ce ne sono. La strada è un luogo dove si presentano e si conciliano tanti elementi e tante variabili, e questo porta, quando le regole che devono disciplinare il corretto andamento sulla strada non vengono osservate, ahimè porta alle situazioni che stiamo analizzando, in alcuni casi anche molto gravi, con diciamo, la perdita di vite umane. Noi vi posso dire che è c'è un monitoraggio continuo sulla circonvallazione, ma anche progetti di messa in sicurezza ulteriore. Per esempio, di recente abbiamo stabilito, congiuntamente con l'amministrazione comunale, di eliminare sulla circonvallazione tutti gli attraversamenti pedonali che non siano assistiti da impianti semaforici, in modo che il pedone che ha l'esigenza di attraversare un'arteria così altamente trafficata e con le dimensioni che ha, l'attraversamento possa essere quanto più sicuro possibile. Sulla circonvallazione ci sono installati anche dei misuratori di velocità, e devo dire che negli anni, specie in quest'ultimo anno, hanno prodotto gli effetti, perché poi i numeri danno quello che è la reale situazione del momento. Nel primo semestre del 2024 sulla circonvallazione abbiamo rilevato 101 incidenti stradali, nel primo semestre del 2025 ne abbiamo rilevati 51. Quindi questo anche per dire che le azioni da parte dell'amministrazione, da parte della polizia locale, sono state messe in campo e stanno producendo degli effetti. È chiaro che questi sono interventi che traguardano assetti di carattere generale. Sul singolo incidente poi emergono il contesto che lo ha portato a realizzarsi. E lì entra in gioco in maniera molto evidente l'aspetto umano, cioè del conducente, che non osserva quelle che sono le regole comuni di prudenza, come diceva bene lei, l'uso del telefonino in maniera indiscriminata anche durante la guida, una condotta di guida, specie alla velocità, non adeguata alle condizioni del traffico e alle condizioni della strada. Questi sono, diciamo, gli elementi che il più delle volte portano poi agli esiti di cui stiamo parlando. Quanto può essere utile? Adesso nel caso di ieri ci sono delle indagini in corso, staremo a vedere, la procura ha aperto un'inchiesta, l'ipotesi di reato è quello di omicidio stradale, ma bisognerà vedere poi quali sono state veramente le cause che hanno prodotto questo incidente. Ma così come quello di ieri, così come quelli degli altri incidenti, un maggiore controllo video della circonvallazione potrebbe aiutare e sostenere e supportare voi e tutte le forze dell'ordine nelle indagini che poi danno poi il risultato finale. Sì, lei mi dà la possibilità di parlare di un progetto che stiamo sviluppando come amministrazione comunale, come polizia locale. In questi giorni la Regione Sicilia ha pubblicato un avviso per finanziare la realizzazione di impianti di videosorveglianza in aree non coperte da questi sistemi. E il nostro intendimento è un bando a sportello, è stato già aperto il 15 di settembre, c'è la possibilità di fare istanza entro il 15 di ottobre. È il nostro intendimento presentare un progetto, abbiamo già un'idea ben precisa, stralcio di un progetto più ampio, per monitorare costantemente la circonvallazione, cioè sarà oggetto di un impianto di videosorveglianza che monitorerà in maniera continua i tratti più significativi, ma la cosa più importante è quella anche di poter attingere alle registrazioni qualora si verificano episodi di un certo tipo che ci possano in qualche modo anche dare elementi di valutazione ulteriore per interventi di messa in sicurezza dell'asse stradale, strategico per la viabilità della città. Lei faceva prima riferimento agli autovelox, che in qualche modo sono un deterrente rispetto a chi magari corre lungo un'arteria dove non si
deve assolutamente andare oltre il limite previsto. Torno alla domanda iniziale. Autovelox può significare maggiore sicurezza? Ma la finalità è questa, non ce ne sono altre, diciamo dal nostro punto di vista, cioè non c'è nessun intendimento da parte né della Polizia Locale, dell'amministrazione e altre finalità se non quello di garantire maggiori livelli di sicurezza. Questo come avviene? Attraverso il contenimento della velocità, quello che accennava prima lei. Noi con l'installazione degli autovelox abbiamo registrato un sensibile calo di velocità nella percorrenza dell'asse stradale e i numeri vanno in quella direzione. Le dicevo, abbiamo dimezzato il numero degli incidenti stradali nell'ultimo anno. Questo è frutto della circostanza che un monitoraggio della velocità porta il conducente a una condotta di guida più adeguata, più consona ai limiti previsti nell'asse stradale, che sono di 50 km/h, e questo consente sia di evitare, ma anche di, in qualche modo, qualora ci sia, gli esiti non siano così devastanti come possono essere quando la velocità non è diciamo, adeguata al flusso stradale, al flusso di traffico che c'è in quell'asse. Le infrazioni comunque si susseguono, nel senso, voglio dire, rilevate eccessi di velocità nel corso delle settimane. C'è una diminuzione, un calo anche nel rilevare le infrazioni, oppure la stessa costanza da parte di chi continua a non rispettare i limiti? No, registriamo, nella fase di avvio c'è stato un picco rilevante di sanzioni, poi progressivamente con l'arrivo delle violazioni ai destinatari delle singole infrazioni si è registrato un progressivo calo delle violazioni, quasi ad azzerarsi nella fascia oraria diurna per aumentare nella fascia oraria serale notturna. Anche questo è frutto di che cosa? Che quando l'arteria stradale diventa più libera, meno trafficata, meno transitata, si è più portati a non rispettare i limiti di velocità. Però le posso dire che questo andamento, diciamo, discendente del numero degli accertamenti lo abbiamo registrato. Grosso modo, anche così per dare un numero, negli ultimi mesi sono state rilevate circa 600 violazioni al mese per mancata osservanza dei limiti di velocità, con i 4 autovelox installati sull'asse stradale. Senta, però i cittadini, i residenti soprattutto, perché sono tanti i residenti sulla circonvallazione, chiedono, abbiamo spiegato che state facendo tante iniziative, il sistema di videosorveglianza, ma anche la sede stradale, il manto stradale che è stato rifatto da poco, è un manto che garantisce sicurezza agli automobilisti intanto nelle condizioni di guida? Anche questo da valutare. Ma sai, anche su questo le posso dire che c'è un'attenzione. Pochi giorni fa, per esempio, a seguito di un evento atmosferico che ha portato delle piogge, abbiamo registrato su un tratto dell'asse stradale la presenza di resine che sono cadute dagli alberi. Quel tratto stradale per qualche giorno è stato perimetrato proprio perché la sede stradale non era adeguata, quindi diciamo il monitoraggio noi lo facciamo. Garantire condizioni ottimali delle strade è sempre difficile, perché poi gli interventi manutentivi diventano complicati e sono costosi e non sempre si hanno le risorse per poterle fronteggiare. Quello che mi preme evidenziare e sottolineare è che noi dobbiamo invece proiettare molto attenzione sul fattore umano, sul conducente. Lì noi possiamo fare tanto, possiamo prevenire tantissime violazioni attraverso il rispetto di quelle che sono le normali regole di guida, di prudenza, di adeguatezza e di sicurezza anche del mezzo, perché il mezzo che va in circolazione deve essere un mezzo revisionato, deve essere un mezzo efficiente, deve essere un mezzo che deve essere controllato dal conducente in qualsiasi condizione. Un'ultima osservazione rispetto agli autovelox, perché nei giorni scorsi noi ci siamo occupati del tema, siamo occupati su segnalazione anche di molti nostri telespettatori a proposito di questa equiparazione, diciamo così, dell'autorizzazione alla omologazione.
Le faccio questa domanda perché molti sostengono che l'autorizzazione non equivalga alla omologazione dello strumento che viene posizionato. Ma sai, è una polemica che nasce da molto lontano, perché il codice della strada utilizza, quando parla di questi strumenti che consentono di poter accertare le infrazioni al codice della strada per la mancata osservanza dei limiti di velocità, parla sia di omologazione dei mezzi ma anche di autorizzazione di questi strumenti. I due termini però di recente, prima con una norma e successivamente con un decreto, vengono ritenuti, vengono assimilati, sono equiparati, quindi va bene uno strumento autorizzato, va bene uno strumento omologato, non ci sono differenze. La condizione che viene posta oggi a seguito prima di una norma e di un successivo decreto è che comunque gli strumenti, con le caratteristiche che hanno con il decreto di approvazione o il decreto di omologazione, perché i termini giuridici che vengono utilizzati sono questi, devono essere censiti in una piattaforma del Ministero, che ha quindi messo su un monitoraggio degli strumenti, e questo deve essere fatto entro 60 giorni dall'attivazione di questa piattaforma da parte del Ministero. Chi non adempie a questo obbligo non è più legittimato ad elevare o ad accertare infrazioni al codice della strada, quindi da quel momento in poi non si è in linea, in regola con il vigente quadro normativo. I nostri strumenti sono degli strumenti approvati, non sono strumenti omologati. Perché non sono strumenti omologati? Perché sul mercato in atto strumenti omologati non ce ne sono, perché per omologare uno strumento occorre prima un decreto che stabilisca le caratteristiche. Nel nostro ordinamento questo non c'è e sarà anche difficile averlo, perché all'atto in cui si stabiliscono criteri di omologazione, paradossalmente si tenta poi a favorire un prodotto piuttosto che un altro, perché risponde a certe caratteristiche. Invece uno strumento approvato, cioè che dimostra che quella velocità accertata è reale e quella effettiva, è la condizione che hanno la stragrande maggioranza degli strumenti in commercio. La piattaforma messa su dal Ministero, che sarà operativa a giorni e dove noi censiremo i nostri strumenti, consentirà di registrare i nostri strumenti e metterli in linea a quello che è il vigente quadro normativo. In atto i nostri strumenti sono strumenti approvati e sono rispondenti al vigente quadro normativo. Grazie al comandante della Polizia Municipale di Catania, il dottore Diego Peruga, per essere stato con noi. Ci ha dato anche un chiarimento a proposito degli autovelox. Certamente ci auguriamo che la circonvallazione non sia più definita la strada della morte, perché purtroppo ci sono stati troppi incidenti. Ricordiamo anche la giovanissima Chiara Adorno che è stata travolta mentre attraversava la strada. Sono tanti davvero gli incidenti mortali che si sono verificati nell'ultimo periodo. Se mi permette un'ultima cosa, io vorrei lanciare un appello, avendo questa possibilità. Chi ha visto qualcosa in occasione dell'incidente che c'è stato ieri mattina o ha sentito dire qualcosa, anche nelle forme che riterrà opportuno, può rivolgersi ai nostri uffici o personalmente al sottoscritto per riferire notizie, informazioni utili a ricostruire l'accaduto. Sarebbe cosa gradita, perché la nostra attenzione è massima e vorremmo un po' comprendere cosa sia accaduto esattamente in ordine all'ultimo incidente che si è verificato. Grazie ancora, grazie a voi e buon lavoro. Per questo appello. Ci fermiamo, ma per pochissimo, il tempo di vedere la sigla dell'oroscopo, perché adesso ci colleghiamo con il nostro Marco Amato. Grazie allora, grazie Marco, buongiorno a te. Di cosa parliamo questa mattina? Allora, uno sguardo veloce su questa giornata che vede l'album di Demi Lovato. Il suo singolo It's Me fu la più giovane star a essere ai primi classifica nella classifica americana per lunghissimo tempo. Ebbene, il titolo dell'album è Is Not That Deep Lyrics, e quindi oggi, proprio con un mercurio nuovo, questa leone, Demi Lovato e tale, inizia un nuovo percorso canoro e musicale. Le facciamo tantissimi auguri. Il segno del leone, tra l'altro,
riaprirà questo mercurio che si sposta in bilancia in termini comunicativi e sociali. Quindi i migliori auguri, nasce sotto un'ottima stella comunicativa e sociale. Oggi il protagonista della giornata, vi racconto velocemente, è proprio Mercurio. Un Mercurio che da Vergine passa a Bilancia, un Mercurio d'aria. Quindi il dio da calzare alati mette di nuovo le ali e percorre lo zodiaco un po' contro l'Ariete in opposizione, che vede un po' tutte le sue comunicazioni essere un po' un cattivo che muore dalla volontà. È il caso di dire tutto, mentre invece i Toro perdono il trigono di Mercurio e sono un pochino più leggeri, più sereni. I Gemelli invece, che sono anch'essi un segno di Mercurio, hanno dalla loro una capacità comunicativa che sembra rinnovata, quindi si vendono meglio i Gemelli, hanno voglia di guardare il bello e la positività delle cose. Cancro, per voi inizia una quadratura di Mercurio, quindi state calmi e cercate di riprendere un po' in famiglia e negli affetti la natura delle cose un po' più discorsiva. Leone, amico, questo Mercurio che appunto vi porta di nuovo ad avere voglia di dire, di socializzare, di scendere in campo, anche di scambiare opinioni con colleghi e amici, ma soprattutto con gli amici. Vergine, avete perso Mercurio è il vostro pianeta, quindi a malincuore un po' se ne va il vostro araldo, però diventa più pratico, diventa più oggettivo, e quindi ora alla teoria passiamo ai fatti. Bilancia, Mercurio un pochino romantico, darvi la possibilità di mercanteggiare un po' meglio su qualcosa che può essere più vantaggioso per voi e per gli altri. Scorpione, per voi un Mercurio che sussurra tutta una serie di intuizioni e anche di consigli giusti, quindi ascoltatelo. Sagittario, Mercurio torna amico, quindi non c'è più la paura di dire troppo o di dire cose sbagliate, ma soprattutto vi rende un pochino più partecipi al gioco di squadra. Capricorno, per voi un Mercurio di quadratura è proprio nel lavoro che probabilmente vi scontrerete con qualcuno che non è del vostro stesso avviso, ma l'avrete vinta voi come al solito. Acquario, Mercurio di trigono per voi è di nuovo d'aria, quindi al vostro estero si unisce una comunicazione importantissima che vi rende di nuovo geniali, mobili e veloci. Pesci, è finita l'opposizione di Mercurio, quindi dialoghi più sereni, più discorsivi e finalmente più fluidi. E detto questo, auguro a tutti una splendida. Buongiorno Sicilia. Grazie, buongiorno. Abbiamo parlato della tua tazzina che era in perfetta sintonia anche con la camicia. Buongiorno ancora. Ci vediamo domani, grazie Marco. Da nostro Marco Amato al nostro Marco Carli che è in studio. E ce ne abbiamo un terzo, perché c'è un protagonista dello sport internazionale che si chiama quasi come me Marco Amato, cioè Marcus. Stiamo parlando di Thuram, attaccante dell'Inter. Andiamo subito sulla pagina del Corriere della Sera, che parla della Champions League, perché è arrivato un successo, il primo delle italiane dopo il 4-4 mirabolante esattamente della Juventus col Borussia Dortmund. È arrivato il 2-0 dell'Inter in casa dell'Ajax con la doppietta proprio di Marcus Thuram. Tante polemiche su di lui per le risate col fratello durante la partita Juve-Inter di sabato scorso. Arriva la doppietta ed è una doppietta importante per l'Inter, perché risolleva le sorti dei nerazzurri che in campionato stanno andando male. Invece chi aveva fatto bene in campionato invece ha avuto tante difficoltà in Champions League è l'Atalanta, che però giocava contro la migliore squadra d'Europa o del mondo, cioè il Paris Saint-Germain. Il risultato, lo vediamo, è stato di 4-0 per i francesi. Gvara segna con una magia, esordio amaro per Juric e per la sua Atalanta in Champions League. Oggi tocca al Napoli, perché c'è 3 giorni di Champions League anche quella... e non è una partita da poco. Non è una partita da poco, perché ci sarà il Manchester City per un ritorno di De Bruyne contro i suoi ex compagni. Grazie Marco. Allora ci fermiamo qui per Buongiorno Sicilia di questa mattina, mercoledì 18 settembre. Grazie per essere stati con noi. Domani mattina puntuali come sempre per un'altra mattinata da passare insieme a tanti ospiti e a tante notizie.